Pronto? Mettilo più forte in mare, che non si senti, mettilo più forte in mare. Jonathan, sì. Sì, c'ho perso, ma ancora andare ricovicchiato, no? Jonathan. Picchi in caffè senza zucchero, Jonathan, con limoni, sei con in limoni. onda, Jonathan. Pronto? Sì, ecco, buongiorno Signor La Jonathan. Rosa. Sono io, il signor La Rosa. Come buongiorno. va, signor La Rosa? Tutto bene, tu come va, Jonathan? Siamo signor La Rosa, c'ho persi, siamo un poco consumati. Lo so, dovete cambiare vita voi, secondo me. La sera mi stava finendo, c'ho male, Ma signor La perché? Rosa. Che è successo ieri sera? Andiamo un dambosto, c'era una festa a sbacco di questi in maschera, no? Sì, certo, è carnevale. La casa certo. di un amico nostro, a Vaccarizzo, che tu c'avevi una casa, no? Sì. Come se faccio somacci, si nieno a Carnevale di Venezia. Addirittura. Perché c'avevi i soldi, no? Ah, va bene, è benestante. È benestante. benestante, c'avevi i soldi. Va Si bene. chiama Tanu Preciso, conosci lei? No, perché si chiama Tanu Preciso? No, così, io è troppo preciso. Ah, troppo preciso, va bene. Io quando noi ci arrullamo, io a calcolare lo sfritto da cattina, a diagonale, a fare. Io pensavo che fosse preciso nella Un vita, che roccetto rispettasse deve gli avere un orari. diametro No. che non deve superare i 4 mm. Ah, vai, danno preciso, che Vabbè. moglia, mare. No, non si Va bene, fa. potremmo. Vabbè, comunque c'è vista casa Sì. a Vaccarizzo, invece noi ogni tanto ci attoppiamo, no? Quando i suoi genitori non ci sono, i suoi genitori si nieno a Venezia, che c'è il carnevale di Venezia, Sì. dice che è bello, No, è bello, uno dei più importanti al mondo. Io non c'è stato mai a Venezia. Devi andarci, Ah, dai. ci sono i vongoli, c'è più No, bello. no, le vongole, le gondole. No, che di neuri, signor La Rosa, che di neuri logni. Sì. Ah, i cozzoli, scusa, sono neuri e logni sui Va cozzoli, bene, giusto? vabbè, vai I avanti. cozzoli Va bene. della laguna di Venezia. Vai avanti. Bello, c'è un Sirio magari, però noi non ci potremo ir, perciò ne potremo permettere al massimo una festa a sbacco a Vaccarizzo, una casa di un amico, così a sbacco, ne votiamo a quel che è. Ma sanendo, a un certo punto c'erano tutti gli amici nostri, no? C'era quindi tutto il gruppo, Sì. Pippo Bleccio di Ferro, Sì. che era vissuto di Bleccio di Ferro, beh, che certo. fantasia, bestia. Vabbè. Poi c'era Licamazzi, c'è Ciurissi, no? Sì. Io si vestivo di uomo ragno, Uomo ragno, Picchito un biga a tutti i gnoni, Va perciò a bene. Chiana magari in demoralisci. Va bene. Mia pare una zanza mita, signor La Rosa, mi creda, mia amica con di mano che è il numero uno. se riesce a salire. C'è il ciocco adesso. Guarda, fatti un caffè con limoni, mare, tranquillo. Catarico ci vuole dire, signor La Rosa? Non glielo voglio dire Un perché caffè con limoni, ci vuole dire che ci fa passare tutto non si i fanno, fumi dei fumi. non bisogna arrivare Non è mai i a fumi queste dell'alcol, sono situazioni. i fumi dei fumi. signor La Rosa. Fermo. Comunque ieri stava finendo male, signor La Rosa. Perché? A picchi due bestie di melo su caito, si ruota a melo. Sì, me lo ricordo Due purtroppo. bestie di Sì. melo si vestiva di megalomelomen, si ruota Sì. megalomelomen. No, megalomelomen. Megalomen. Vabbè, punto. chiedo, No, fiamma di Megalopoli, megalomen. si ruota, fiamma di Megalopoli, si lo ruota, ricordo, chiedo me lo da. ricordo. Basta, io si vestiva così, no? Me lo si votava o cani, Rizzela. Come si chiama? Rizzela, il cane da cartina, vai, c'ho Rizzela la voce vuota, Sì, signora ma Rosa. io vorrei dimenticarle queste Numero cose. uno. Basta, niente, era fuori che stava fumando tranquillo, bestia, perché a un certo punto perché tornavo con due, siamo carosi italiani che sono belli vistuti di sticca, Sì. erano vistuti di carabinieri, da lì sono perfetti, parano veri. Erano veri, signor La certo, Rosa, erano vero. Un bestia, i carabinieri di Igia che ne stavamo spaccando, ci rivedo, ne stavano attaccando a tutti, signor La Rosa. Avrebbero fatto bene. Sì, ma signor La Rosa, noi ci sappiamo che facciamo una cosa che non è corretta. Ah, ecco, meno male Non è che che lo siamo sapevo. cretini, Meno non male sappiamo che- che è meno negativo male. quello che facciamo. Bravo. Sì, però non è che stavamo facendo chissà che, va, signor La Rosa. Ci fu, scappa e fui, va. Ci fu, scappa a Carizzo, su immagina, no? Gente che sfondava la playa, gente che un giovane stamattina che cucchiava cozzoli, perché era troppo verso. Va C'era bene. Pippo Bleccio di Ferro, siccome aveva mano di ferro, no? Certo, lo Dice, so. chi fa? Anziché da mano, io ti fa il trivella, no? Sì, E tira tipo 1 chilo, 2 chili di cozzole o coppo, signor La Rosa. Addirittura. Certo, è pescatore di frodo, Cioè, ma- su acqua costiera Esatto. consuma. Dico Jonathan, ma una cosa diciamo normale, lecita, No, non la no. fate, tutto Sapi come mi vestia ieri io? Sapi come era vissuta illegale. ieri? No, come era mi vestii vestito? di zombie. Di zombie. Certo, vabbè. quando si c'è signor La Rosa, quando si c'è Tu sei proprio uno zombie, uno certo, zombie, no, certo, capire di da maniera, allora che feci? Quindi uno mi si mare, ma come hai fatto a farti questo trucco negli occhi, che tutti così rossi, con queste vene che si vedono? Come hai fatto? Si male, ma quali trucco? Se io ci ho perso, male, non l'ha caputo. Quindi proprio era un travestimento naturale. Signor La Rosa, ma chi era troppo perso, troppo perso. Ah, poi c'era magari Enzo Sesè. Lo conosce Enzo No, Sesè? chi è Enzo Sesè?
Non conosce Enzo Sesè? No, non lo conosco proprio. Ah, vai, signor La Rosa, Enzo Sesè, come ci posso spiegare? Non lo so. Allora, Enzo Sesè è uno che prima si chiamava solo Enzo, ora si chiama Enzo Sesè. Perché? Perché una volta nella partita di calcio a 5 c'era un campo bagnato, io se abbiamo scivolate, sci di cauccio, passai, gli arrivava un tapotto avversario a testa, ritto, Sì. signor La Rosa, ci lasciavo mezzo cranio un do palo. E la verità no, tutto quello che c'è domani, io ti rispondi se, che non capisci niente. Questa, Spostavi i ciriveti, i sentimenti, si spostavano tutti. questa anche se è triste mi fa ridere. triste? No, è uno che sbatte la testa. Qualunque cosa c'è da male. dire. Oh Enzo, ti piace come vestito di carnevale? Sì. Oh Enzo, sì, c'è più bestia, sì. Io rispondi sempre se. Va bene. Lo chiamiamo Enzo Sesè. Non mi fare ridere troppo, Jonathan. Lo sai di chi era vissuto? No. Di Enzo Sesè. Invece... Era vissuto di tu stesso. E oggi diciamo Enzo, ti piace da vestito di carnevale? Lui, Certo. Ah, poi, signor La Rosa, ci conto l'ultima. Sì, certo, vai, io ti lascio libero, vai. Che arrivano i carabinieri, sì, perché non faccio come fidare. Meno male. Tu essere di non bruciatura. Conoscerti in un bruciatura? Non lo conosco, ma immagino che sia uno che fa imbrusatura. Lo spieghiamo per quelli che non conoscono il dialetto, signor La Rosa. Tino imbrusatura significa Tino sola. Tino sola, va, per dire al nord come si dice, una sola, no? Una fregatura, insomma, una fregatura. Tino fregatura, ecco, Tino imbrusatura è traducibile in Tino fregatura. Tino fregatura, va bene. Tino imbrusatura, c'ho più bestia, signor La Rosa. Ma perché? Perché è uno che vuole fare sempre i ciuffi, ci vuole buscare sempre in de cose, no? Allora, chi figlio bestia si mandava a ritirare da Cina tramite un corriere, una specie di Amazon cinesi, no? Si mandava a ritirare qualche scatoli di coriandoli rewind si chiamano, signor La Rosa. Coriandoli rewind. Che vuol dire? Praticamente su coriandoli calastico, no? Trasparenti, tu li lasci curi e li torni in arena, così non si spaddono mai, non sporcano, sono biologici, non restano in terra. Un bestia l'ha venuto a 20 euro pacco, signor La Rosa, è sempre io. Ti non bruciatura, mare. Va bene, ciao Jonathan. La Rosa, la saluto. Tante cose belle. Ma raccomando, ogni tanto una canzone a sì, va bene, lo dirò a Castiglia. Ma ci piacciono di canzoni belle, ritmatiche, di belle. Va bene. Oh, all'iccamassi si consumava, signor La Rosa. Lascia perdere. Chi ti caffè con limone. Non si fanno. Mettici un bicarbonato, no caffè. Non si fa.